A tutti e a tutte e ben ritrovati in questo appuntamento di Venerdì Storia. Oggi abbiamo qui con noi il general Giorgio Spagnol, generale dell'esercito italiano e esperto di politica internazionale. Il tema di oggi sarà appunto l'Africa fra conflitti, recessione e declino politico, quali conseguenze per l'Italia e l'Europa. E al termine della conferenza ci sarà un breve dibattito, sarà possibile fare delle domande e ci sarà una collega che passerà insomma fra di voi col microfono, quindi chi vorrà avrà questa opportunità. E prima di lasciare la parola al generale Spagnol vi ricordo brevemente 2 appuntamenti che si terranno nelle prossime settimane. E il 23 marzo, sempre qui in sala Chilesotti, ci sarà una tavola rotonda su Beppe Fenoglio dalle 17 alle 19 e questa attività è inserita all'interno della mostra Diagonali di Andrea Serio che è esposta presso la Biblioteca Civica. E poi ci sarà un ultimissimo appuntamento di Venerdì Storia, giovedì 28 marzo, che era in 1941, la battaglia per l'impero, e interverranno il professor Paolo Pozzatto e Alessandro Andrò. Lascio la parola al generale Spagnol. Grazie Chiara. Signore e signori, buonasera, benvenuti. Inizierò la mia esposizione riferendomi al 24 novembre 1974. In quel giorno Donald Johansson, un paleontologo... Perfetto. Allora, mi sentite? Bene. Allora, il 29 novembre 1974 Donald Johansson, paleoantropologo americano, si trova in Africa orientale, esattamente a Hadar, in Etiopia, nella Rift Valley, la culla dell'umanità. Mentre la radio sta trasmettendo una canzone dei Beatles, per la precisione Lucy in the Sky with Diamonds, Johansson scopre un piccolo scheletro di un ominide, un australopiteco vissuto circa 3.200.000 anni fa. Si tratta di una donna alta poco più di 1 metro, destinata a diventare il fossile umano più famoso nel mondo. Johansson, visto che stavano trasmettendo Lucy in the Sky with Diamond, la chiama Lucy. Quindi Lucy è la nostra progenitrice, la nostra antenata africana. Sempre in Africa orientale, 200.000 anni fa la sua comparsa l'Homo sapiens. Homo sapiens che con il migliorare delle condizioni climatiche nel nord dell'emisfero boreale, 100.000 anni fa si trasferisce in Medio Oriente. Dal Medio Oriente 70.000 anni fa raggiunge la Cina e l'Oceano Pacifico e 40.000 anni fa si diffonde anche in Europa. In Europa dove incontra l'uomo di Neanderthal, che viveva lì già da molto tempo. Per circa 5.000 anni il Sapiens e il Neanderthal vivono nello stesso territorio, fintanto che il Neanderthal svanisce, sparisce, si estingue, lasciando nel patrimonio genetico del Sapiens il 2% del suo DNA. Il Sapiens è il nostro antenato più prossimo, anche lui africano. E veniamo alla rappresentazione di un planisfero. Questa è la rappresentazione eurocentrica del planisfero mondiale. Abbiamo al centro il meridiano di Greenwich, al centro della mappa, con gli Stati Uniti ad ovest, la Russia ad est e l'Africa a sud. L'equatore è stato spostato a sud in modo da fare apparire l'Europa più grande di quella che è. Naturalmente, se voi prendete il planisfero statunitense, abbiamo gli Stati Uniti al centro, va bene?
Se prendete quello russo, abbiamo i russi in posizione centrale, così pure per la Cina e per l'India. Cosa significa stare nella posizione centrale e nella parte superiore? Per una questione psicologica, dà l'idea di dominare, di avere il controllo di chi sta sotto. Il problema è per chi sta sotto, specie se questo si trova nell'emisfero australe. Chi sta sotto si sente dominato, controllato e può sentire questa presenza immanente tutt'altro che piacevole. Per cui già agli inizi del 1900 si realizzano dei planisferi upside down, cioè sottosopra, con una rotazione di 180 gradi, l'emisfero australe passa al posto di quello boreale e viceversa. E qui vedete il planisfero, questa è l'America meridionale e questa è l'Oceania. Se andiamo a vedere la rappresentazione che l'Australia fa di se stessa, eccola qua, rigirata, va bene, al centro, nella parte superiore. E questo è il Sudafrica. E veniamo a noi europei. E noi europei guardiamo l'Africa dall'alto in basso, se la guardiamo. Non solo perché abbiamo visto il canone cartografico ci rappresenta noi sopra e l'Africa sotto, ma ci riteniamo superiori agli africani in ogni senso. È un postulato, non c'è bisogno di spiegazioni. Postulato che può volgere al meglio in esotismo. Le mappe dell'impero romano, al di là dell'Imis imperiale, portavano la dicitura hic sunt leones. Qui ci sono i leoni, per intendere zone inesplorate, selvagge e magari pericolose. Non è più così, non è più così. Dobbiamo cambiare le nostre mappe mentali. Soffriamo di un complesso di superiorità nei confronti degli africani. Cosa ha dichiarato Sarkozy a Dakar il 26 luglio 2007? Il dramma dell'Africa è che l'uomo africano non è entrato abbastanza nella storia. Dobbiamo superare il nostro retaggio coloniale. L'Africa ha una storia precedente alla sua colonizzazione e anche sotto il profilo culturale non è terra nullius. Nel XV secolo l'Africa aveva rapporti commerciali con l'Europa, col Medio Oriente e col mondo arabo, commerciando in oro, pietre preziose e avorio. E per quanto riguarda i potentati africani, i suoi regni e imperi erano grosso modo analoghi a quelli che avevamo qui in Europa. Ecco qua, questi sono gli imperi africani. Non si vede, provo a prendere il puntatore. Ecco qua. Un grosso impero africano è questo del Mali. Mali che comprende sia lo Stato moderno, che è questa parte, va bene, ma che è 4 volte più vasto dell'attuale Mali. Arriva fino all'Oceano Atlantico. Sundiata Keita è il fondatore dell'impero del Mali. E Sundiata Keita, va bene, nel 1236 redige la Carta Manden. Manden è una provincia dell'impero del Mali. Carta Manden che è la Costituzione del Mali. L'incipit della Costituzione è interessante, lo leggo, la leggo. Lo spirito dell'uomo vive grazie a 3 cose: vedere ciò che ha voglia di vedere, dire ciò che ha voglia di dire, fare ciò che ha voglia di fare, perciò ora ciascuno risponde della sua persona, è libero nei suoi atti nel rispetto delle leggi del suo paese. Nel 2009 l'UNESCO inserisce la Carta Manden nel patrimonio culturale immateriale dell'umanità e questo fatto è ben poco conosciuto.
La carta Manden consta di 7 capitoli e 44 articoli. Qui ci sono alcuni passaggi che vi prego di leggere, di scorrere. Quindi, se siete d'accordo con me, la Carta Manden è un corpo di leggi rivoluzionarie per l'epoca, ancora oggi illuminanti. Questa è l'Africa, questa è l'Africa. E andiamo avanti. 70 anni dopo che la Carta Manden è stata emessa, è stata realizzata, va bene, sultano del Mali è Mansa Musa, che è il pronipote del fondatore dell'impero del Mali, Sundata Keita. Mansa vuol dire sultano, Musa è Mosè in arabo. Quindi sultano Mosè è stato definito da Forbes, dalla rivista Forbes recentemente, l'uomo più ricco del mondo. E Timbuktu, va bene, la città principale del Mali, è uno dei centri culturali, non solo in Africa, ma anche in tutto il mondo islamico. Ha la sua università, va bene, che è nata, sta sorta qualche decennio dopo la creazione dell'Università di Bologna. Bologna, se ricordo bene, è 1088, l'anno di fondazione di Bologna. Padova è già 1222, mi confermate? Sì. Ecco, quindi dopo Bologna e prima di Padova c'era l'università a Timbuktu. E già allora, va bene, avevano i testi di Avicenna, filosofo, medico e matematico persiano. E il Mali aveva già il controllo delle rotte commerciali dell'oro e del sale. Commerciava con le repubbliche marinare di Venezia e di Genova, va bene, e con tanti altri presenze sul Mediterraneo. Gli zecchini veneziani e i fiorini fiorentini venivano fatti con l'oro del Mali. Avevano fiorini e zecchini, avevano lo stesso titolo e la stessa grammatura, erano oro puro, infatti si dice ancora oggi oro zecchino, 24 carati, e ognuno aveva una grammatura di 3,5 grammi. All'epoca fiorini e zecchini erano il dollaro dei nostri giorni, venivano accettati in tutto il bacino del Mediterraneo e oltre al bacino del Mediterraneo. Cosa realizza Mansa Musa? Mansa Musa, che 1312 è l'anno in cui è salito al trono, nel 1324, va bene, organizza un pellegrinaggio alla Mecca con un immenso corteo fatto da migliaia di uomini e migliaia di dromedari carichi di quintali e quintali d'oro. Questo è il motivo per cui Forbes l'ha dichiarato l'uomo più ricco del mondo. Quindi un pellegrinaggio viene realizzato per motivi religiosi. Trattandosi di musulmani, il pellegrinaggio è uno dei 5 pilastri, uno dei cinque precetti dell'Islam. Il primo, ricordiamolo, è la professione di fede. Il secondo è la preghiera, 5 volte al giorno. Il terzo è l'elemosina, la zakat. Il quarto è il digiuno durante il Ramadan. E il quinto è proprio il pellegrinaggio, l'Aji, come si chiama. Quindi motivi religiosi senz'altro per questo pellegrinaggio, ma anche politici, strategici ed economici. E il percorso che la carovana fa da Timbuktu, va bene, alla Mecca, sono 5.000 chilometri e questo percorso rappresenta il tratto finale occidentale delle vie della seta, che partono dalla Cina, quindi dall'Oceano Pacifico, e arrivano all'Oceano Atlantico. Quindi è un'operazione politica e di immagine, quanto mai moderna per l'epoca in cui è stata realizzata. Quindi
Mansa Musa attraversa il deserto, si reca al Cairo, che è la New York dei nostri giorni, è la città più popolata al mondo nel periodo, va bene, e lì incontra il sultano dei Mamelucchi, sultanato del Cairo è il sultanato più importante del mondo islamico. Quindi a modo di accreditare lui stesso e accreditare il suo regno. Questo è l'Atlante catalano. L'Atlante catalano che è considerato, risale al 1365 ed è considerato la mappa più importante del Medioevo. È stata realizzata dalla scuola cartografica maiorchina, va bene, e è conservato nella Biblioteca Nazionale di Francia. Cosa rappresenta questo Atlante catalano? La fitta rete di legami e di scambi commerciali che interessava il Mediterraneo, unendo Africa, Europa ed Asia. Qui in basso, adesso ingrandisco perché si vede molto male, ecco qua, qui in basso, vedete, un re seduto sul trono, sotto questo triangolo c'è scritto Timbuktu, va bene, un re che sta impartendo istruzioni a quest'uomo seduto a cavallo, a dorso del dromedario, va bene, quindi sta dando disposizioni per organizzare la carovana che andrà alla Mecca. E qua vedete disposizioni anche con le tende qui dietro, va bene, perché dirà come organizzare anche gli attendamenti per le soste notturne, quindi come organizzazione logistica della carovana. Vedete cosa c'ha in mano? C'ha in mano, cos'è questo secondo voi? È una pepita d'oro, è una pepita d'oro. Questa carovana, lo dicevo prima, i dromedari della carovana, quei dromedari sono carichi di quintali e quintali d'oro. Difatti quando arriva al Cairo, cosa succede? Il personale che si porta dietro, che dispone di oro, compra a destra e a manca al Cairo e causa l'inflazione del valore dell'oro, una notevole inflazione. E questo è il motivo per cui Forbes l'ha dichiarato l'uomo più ricco del mondo. Ecco, questo è il percorso della carovana, da Timbuktu al Cairo, alla Mecca. Andiamo avanti. Con la scoperta dell'America da parte di Colombo, per conto della Spagna, e con la circumnavigazione dell'Africa da parte di Vasco da Gama, per conto del Portogallo, l'Europa, da regione isolata e stagnante e da appendice insignificante della massa euroasiatica, si ritrova improvvisamente e inaspettatamente al centro del mondo, punto mediano tra Occidente e Oriente. Cosa succede? Che Spagna e Portogallo litigano, va bene, per spartirsi il globo terracqueo al di fuori dell'Europa, va bene. Il Papa non può accettare che due regni cattolici litighino tra di loro, prende per le orecchie Giovanni II del Portogallo e Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona per la Spagna e dice no, qua vi metto d'accordo io. Prende una mappa dell'Atlantico, tira una linea verticale, va bene, linea verticale che viene tirata a 370 leghe a ovest dell'isola di Capoverde. Quindi una lega sono 5 km, quindi sono 1850 km a ovest di Capoverde. E dice, ad est, va bene, sono territori del Portogallo, a ovest sono territori della Spagna. Quindi questo è il trattato di Tordesillas, va bene, realizzato da Alessandro VI, va bene, con cui si crea questo duopolio, va bene, Spagna e Portogallo che dominano il mondo. Inizia la colonizzazione delle Americhe. Come prevista
la società nelle Americhe. Al vertice, naturalmente, gli europei, alla base gli indigeni, che vengono subito impiegati nelle piantagioni di tabacco, cotone, zucchero, caffè, ma indigeni che vengono decimati dalle malattie portate dagli europei. Come si fa? Come fanno ad andare avanti le piantagioni? Semplice, con la tratta degli schiavi. Gli schiavi che provengono dall'Africa. E già nel 1705 in Virginia viene redatto un codice degli schiavi che sancisce: la razza bianca è dominante e superiore nei confronti della razza nera. Chi acquisisce il bene schiavo possiede non solo lui, ma anche la sua discendenza. Quindi la manodopera è assicurata. Si arricchiscono con questo mercato degli schiavi i mercanti di schiavi e gli stati europei e gli stessi stati africani che fanno, vedendo che è un'attività redditizia, si fanno la guerra tra di loro, va bene? Catturano quanti più prigionieri possibili nemici e vendono questi prigionieri nemici come schiavi. Quindi si arricchiscono in questo modo. Qual è il problema? Che numerosi prigionieri venduti come schiavi sono lavoratori artigiani. Quindi viene a mancare la manodopera per tirare avanti. L'economia ne risente in modo pauroso, il tessuto produttivo viene distrutto, non c'è sviluppo. E mancando i prodotti lavorati, parte degli soldi che questi regni africani ricevono dagli schiavisti, va bene, vengono impiegati per comprare i prodotti lavorati. Ma cosa succede col congresso di Vienna nel 1815? Si decide che la schiavitù, che il commercio degli schiavi è abolito. E questo crea dei grossi problemi in Africa. Questa, per la cronaca, è una nave per il trasporto degli schiavi, una nave negriera, va bene, una nave inglese, la Brooks, va bene, nel 1788, che spiega come venivano stivati gli schiavi. Il numero a fianco, stowage vuol dire stivaggio, 454, è in grado di portare 454 schiavi. Vedete, più che stivati vengono stipati, perché si utilizza il minimo anfratto per mettere questi poveri disgraziati, che alla fine della traversata dell'Oceano Atlantico una parte diciamo considerevole non ce la fa, ma quelli che sopravvivono costituiscono in ogni caso un lauto guadagno per chi li ha trasportati. Quindi inizia anche la colonizzazione africana. Abbiamo parlato dei regni imperi africani che comunque da imperi si sono ridotti in piccole entità deboli e povere, quindi i colonizzatori hanno gioco facile. I primi a insediarsi sono i portoghesi, naturalmente, e realizzano degli insediamenti litoranei che servono, va bene, per acquisire le abbondanti materie prime del sottosuolo e poi portarle in Europa. Ma nel 1885 il cancelliere tedesco Otto von Bismarck indice la conferenza di Berlino, che consente alle potenze europee di rivendicare il possesso, va bene, delle terre all'interno delle zone litoranee, va bene, su cui le potenze occidentali si sono insediate. Inizia quindi la corsa per l'Africa e l'oppressione indigena. Un leitmotiv ricorrente è, vabbè, gli europei sfruttano gli indigeni, ma portano civiltà e infrastrutture. Beh, in realtà le colonie erano incentrate solo sulle ricche materie del sottosuolo, le materie prime, e le infrastrutture erano limitate alla raccolta e trasporto di queste materie fino ai porti. Non c'è stato lo sviluppo del tessuto produttivo e anche della rete viaria infrastrutturale interna, che è la premessa per uno sviluppo concreto, reale. Inoltre, chi gestiva
il tutto, solo gli europei. Non c'era partecipazione della popolazione locale, che era esclusa dal governo e dall'amministrazione. Quindi l'economia dipendeva solo dall'esportazione di materie prime, va bene, e gli africani venivano utilizzati come manodopera. C'era assenza di una classe dirigente africana. Questa è la colonizzazione africana. Voi vedete che Francia e Regno Unito fanno la parte del leone, la Francia in azzurro, la Francia in azzurro, c'è anche il Madagascar, la Francia, e la Gran Bretagna in rosso. Poi abbiamo in nero le colonie tedesche, in giallo le colonie portoghesi, in verde abbiamo le colonie italiane, abbiamo la Libia, l'Eritrea, la Somalia, questa in marron è l'Etiopia, che era indipendente, era uno Stato indipendente, che verrà conquistata nel 1935 con la guerra italo-etiopica, diventerà anch'essa l'Abissinia, no? L'Abissinia etiopica, verrà anch'essa una comunità. E poi abbiamo questa macchia viola al centro, nel cuore dell'Africa. Cos'è questo? È il Congo. È il Congo. Congo, che è il possedimento personale del sovrano belga, re Leopoldo II. Re Leopoldo II, va bene, che considera il Congo la sua riserva di caccia. Ed è assurdo se uno pensa che il Belgio ha una superficie di 30.000 km², il Congo ha una superficie di 2.400.000 km², quindi il Congo è 80 volte la superficie del Belgio. Ecco. Cosa fa Leopoldo II? Si impadronisce del cuore dell'Africa e riduce in schiavitù le popolazioni indigene, uccidendo milioni di persone. Chi di voi ha letto Heart of Darkness di Joseph Conrad? Heart of Darkness in italiano è Cuore di Tenebra. Bene, vedo parecchie mani alzate lì in fondo. Bene. Ecco, la situazione è questa. La situazione è questa. È un genocidio non molto conosciuto. Leopoldo II è un sovrano subdolo e crudele che vuole farsi passare per filantropo, per artefice delle promozioni di ricerche geografiche e scientifiche, per artefici della lotta ai mercanti di schiavi arabi, per artefici della diffusione di civiltà e progresso. No, tutt'altro. Assolda Henry Stanley. Henry Stanley è un giornalista ed esploratore gallese, è divenuto famoso qualche anno prima, quando era scomparso David Livingstone. David Livingstone, missionario e medico esploratore, va bene, era uno scozzese che, risalendo il fiume Zambesi, aveva scoperto le cascate Vittoria, le ha battezzate Vittoria in onore della sovrana d'Inghilterra, la regina Vittoria, e si era intestardito per cercare un collegamento, una via d'acqua, tra il Nilo e il lago Tanganica. Ed era sparito dalla circolazione, non sapeva più che fine avesse fatto. E allora Stanley, giornalista ed esploratore egli stesso, si mette alla ricerca di Livingstone. Lo rintraccia nelle vicinanze del lago Tanganica e con il più classico understatement inglese gli si rivolge dicendo Dr. Livingstone, I presume. Dottor Livingstone, suppongo. Ecco, una battuta che ha fatto storia. Ecco, quindi Leopoldo II assolda Henry Stanley dandogli quale compito? Di percorrere il fiume Congo, di stipulare contratti ingannevoli con i vari capi tribù e di creare stazioni di raccolta del caucciù da inviare poi alla foce del Congo e da qui in Europa. Caucciù viene ricavato dall'albero della gomma, presente solo in Congo e nella foresta amazzonica in Sud America. Caucciù, che con la seconda rivoluzione industriale e col processo di vulcanizzazione era diventato di largo impiego. Caucciù, predecessore della plastica. I capi tribù erano costretti a produrre, va bene, a fornire quantitative enormi di caucciù ogni settimana, va bene, praticamente erano obbligati a impiegare pressoché tutta la popolazione del villaggio, va bene, a questo scopo.
Cosa succedeva se, quando si venivano a ritirare i militari, i mercenari o la polizia coloniale venivano a ritirare il caucciù e non era della quantità prevista? Problemi, mutilazioni di mani e di piedi degli abitanti del villaggio. Poi c'erano quei villaggi che magari si rifiutavano e allora distruzione, incendio dei villaggi, assassini, va bene, donne prese in ostaggio. In Congo c'erano 16.000 mercenari bianchi, per lo più belgi, più decine di migliaia di polizia coloniale, di poliziotti coloniali. È stato calcolato che siano stati uccisi 10 milioni di abitanti del Congo, o direttamente per amputazioni o violenze, o indirettamente per epidemie o per fame. Fortunatamente, va bene, dei giornalisti seri hanno avviato una campagna internazionale di stampa contro Leopoldo II, che il 15 novembre del 1908, sotto una fortissima pressione internazionale, ha dovuto rinunciare al possesso personale di questo enorme territorio, va bene, l'ha ceduto al governo belga ed è nato così il Congo belga. Ecco, vedete, questi sono, vedete, ai lati sono 2 poliziotti coloniali, al centro sono gli abitanti di un villaggio incatenati. Il villaggio non aveva fornito la quantità di caucciù previsto. Adesso a questi verrà tagliato o un braccio o una gamba. E questo è ancora più triste perché si tratta di donne e bambine a cui viene amputato una mano. Passiamo dal 1908 e dall'Africa, passiamo all'Europa. Cos'è l'Europa nel 1945, al termine della Seconda Guerra Mondiale? È un continente devastato, 40 milioni di morti, città distrutte, alcune rase al suolo. E per vedere una città distrutta non occorre andare a Coventry in Inghilterra o a Dresda in Germania. Treviso, 7 aprile 1944, era venerdì santo, venerdì di Pasqua. 160 bombardieri, le cosiddette fortezze volanti, sorvolano Treviso e in più passaggi sganciano più di 2000 bombe che provocano la distruzione di Treviso e dei suoi monumenti storici e artistici, ma provocano soprattutto la morte di 1600 civili. E il bilancio sarebbe stato ancora più tragico se nelle settimane antecedenti il bombardamento migliaia di trevisani non fossero evacuati dalla città. Quindi Europa nel 1945 è un continente distrutto, ma la distruzione non è solo fisica, è anche politica, sociale e morale. Istituzioni per noi oggi scontate come governo e polizia sono evanescenti. Scuole, ospedali, mezzi di comunicazione sono allo stremo. La legge è quella della sopravvivenza, il cibo è limitato. L'Europa è un continente in crisi, costretto a chiedersi se avrà ancora un peso nel futuro del mondo. E questo, dopo che, secondo la brillante formulazione del filosofo svizzero Denis de Rougemont, l'Europa ha scoperto tutte le terre della Terra, ma non è mai stata scoperta, e prosegue. L'Europa ha dominato i continenti uno dopo l'altro, ma non è mai stata dominata da alcuno di essi. E l'Europa ha creato una civiltà che il resto del mondo ha tentato di imitare o è stato costretto a replicare senza che sia mai avvenuto il contrario. Non si può quindi immaginare la storia del mondo orfana dell'Europa e della sua cultura, una cultura che Goethe ha definito prometeica, un'attività incessante di estrarre il mondo dall'inerzia e di fare del mondo un oggetto di indagine critica e di azione creativa. Allora, come salvare l'Europa, continente in crisi, continente distrutto? Tramite l'Africa, naturale appendice dell'Europa. Viene redatto il progetto Eurafrica. L'Unione Europea è stata concepita all'inizio come un progetto per europeizzare i possedimenti coloniali. Il termine Eurafrica
si diffonde tra le due guerre mondiali, ma ha la sua età d'oro tra il 45 e il 60, il periodo in cui nasce la concezione e la fondazione della NATO, il periodo in cui nascono le prime comunità europee e il periodo in cui c'è l'avvio dell'indipendenza africana. Infatti, nel 1949, il timore di un possibile terzo conflitto mondiale spinge i paesi occidentali a creare un'alleanza difensiva, la NATO. A loro volta, i paesi del blocco comunista, Unione Sovietica e paesi satelliti, danno vita nel 1955 al patto di Varsavia. Chi non è schierato in uno dei due blocchi farà parte, da questo momento, dei cosiddetti paesi neutrali, detti anche non allineati o terzomondisti. E il terzo mondo nasce in questa circostanza. Per quanto riguarda la nascita delle comunità europee, a seguito della dichiarazione Schuman del 1950, col Trattato di Parigi del 1951, viene creata la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. 6 sono gli stati fondatori della CECA: Italia, Francia, Germania e i 3 paesi del Benelux, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Per quanto riguarda l'avvio delle indipendenze africane, i primi 2 paesi nel 1956 a ottenere l'indipendenza sono 2 ex colonie francesi, la Tunisia e il Marocco. Qual è lo scopo di Eurafrica comunque? È salvare l'Europa dalla fine della sua egemonia planetaria, terminata, va bene, col harakiri delle 2 guerre mondiali. È un concetto che era già stato anticipato dal conte Kalergi, che nel 1923, va bene, produce il suo libro Pan-Europa, che esce a Vienna nel 23. Cosa sostiene Kalergi? Che le nazioni europee da sole non possono reggere il confronto, va bene, con le superpotenze, con le 4 superpotenze esistenti: quella americana, quella britannica, quella russa e quella nippo-cinese. Pan-Europa, va bene, diventerà il 5º superstato, oppure ogni nazione del vecchio continente sarà sopraffatta da questi imperi. E Pan-Europa quindi diventerà Eurafrica. Eccola qua. Voi vedete Pan-Europa in nero, Europa e l'Africa. Quindi Pan-Europa evolve in Eurafrica grazie alla somma delle colonie veterocontinentali, soprattutto francesi. Questa nuova realtà territoriale ha circa 20 milioni di chilometri quadrati e 431 milioni di individui. Quindi Pan-Europa diventa Eurafrica e diventerà poi France-Afrique, con la Francia che fa in ogni caso la parte del leone. Però questo progetto rischia di naufragare perché i 6 stati che avevano fondato la CECA, tra i 6 stati che avevano fondato la CECA c'è la Germania che non è propensa a finanziare questa iniziativa, un'iniziativa che costa. La Germania soprattutto perché aveva già perso, dopo la Prima Guerra Mondiale, aveva perso tutte le sue colonie in Africa, non aveva più niente in Africa la Germania. Viene comunque raggiunto un compromesso e la CEE può venire alla luce. Cosa succede il 25 febbraio del 1957? Che Guy Mollet, capo del governo francese, proclama a Washington l'unità dell'Europa è ormai un fatto. Infatti un mese dopo, il 25 marzo 1957, col Trattato di Roma, vengono create la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, meglio nota come Euratom. Va bene? Poi cosa dichiara ancora Guy Mollet? Oggi è nata un'unione ancora più larga, l'Eurafrica. Ecco, l'Eurafrica non era l'unica possibilità post-imperiale dell'epoca. Voi vedete, al centro c'è l'Eurafrica, eccola, questa è l'Africa. Ma c'era anche l'Eurasia, un altro progetto associativo. E un ulteriore progetto associativo era l'Afroasia. Quindi è stato un momento in cui si creavano tanti progetti e nessuno di questi progetti, naturalmente, era in grado di reggere. E se vedete qui,
nella mappa dell'Eurasia, voi vedete il territorio occupato dai 6 stati europei, poco più di 1 milione di chilometri quadrati, gli altri 19 milioni di quadrati, rappresentati più piccoli, in realtà sono molto più vasti, gli altri 19 milioni di quadrati sono territori africani. Quindi anziché essere l'Africa associata all'Europa, sembra che sia l'Europa che viene associata all'Asia, esattamente il contrario. Comunque, questo aggiornamento coloniale dell'impero francese, va bene, non viene realizzato perché ha inizio la decolonizzazione. Con la crisi di Suez, ricordate cosa è successo a Suez nel 1956? Che Nasser, il Rais egiziano, ha nazionalizzato il canale di Suez, va bene? Sono subito intervenuti francesi, inglesi e israeliani, va bene, che l'hanno occupato. L'Unione Sovietica ha minacciato di intervenire, gli Stati Uniti hanno detto a Francia, Inghilterra e Israele: ritiratevi. Ed è stato, con questo fatto, va bene, l'atto con cui gli imperi coloniali francesi e inglesi hanno cominciato a dissolversi. Quindi, crisi di Suez accelera la decolonizzazione, e poi c'è la Francia è interessata dalla guerra di indipendenza algerina. La Francia era già stata sconfitta in Indocina nel 1954 con la sonora batosta di Dien Bien Phu, e ad Algeri soffoca nel sangue, va bene, il tentativo algerino di ottenere l'indipendenza. Ma l'FLN, che è il Fronte di Liberazione Nazionale algerino, agisce anche in Francia con attentati terroristici e a un certo punto provoca la fine della Quarta Repubblica e il ritorno al potere di De Gaulle. Ecco, questa è la cronologia della decolonizzazione. Voi vedete di 10 anni in 10 anni, grosso modo, per fasce di colore gli stati che ottengono l'indipendenza. La massa, vedete, è questo giallo, è in giallo, eccoli qua, giallo, degli anni, proprio nel 1960. Qui, vedete, in marrone, eccolo qua, in marrone, va bene. Chi mi sa dire chi è questo Stato? Bravissimo, il Sud Sudan, esattamente. Sud Sudan che ottiene l'indipendenza nel 2011, va bene, dopo anni, direi qualche decennio di guerra civile col Sudan e con la morte di centinaia di migliaia di civili e militari. Il Sud Sudan nel 2011 celebra l'indipendenza dal Sudan, rappresentando in arabo un'opera di Shakespeare, il Cimbelino re di Britannia. È un'opera tarda di Shakespeare, il Cimbelino, ed è quello che viene definito un pastiche, una rivisitazione di opere precedenti, difatti ha elementi di Giulietta Romeo, di Re Lear e di Otello. E la parola finale che Cimbelino dice, va bene, è "Pardon is the word to all", il perdono è la parola per tutti. Quindi è un invito, va bene, a perdonare, va bene, e a riconciliarsi. È interessante questo fatto, è molto interessante questo fatto. E veniamo alla decolonizzazione africana. Cosa succede? Che i problemi, anziché risolversi in Africa, si acuiscono. Viene attuata una specie di socialismo africano basato su sviluppo industriale e protezionismo economico. Vengono applicati dei dazi sui prodotti di esportazione, ma la ricetta non funziona. C'è scarsa esportazione e scarsa competizione nei mercati in Asia e in Occidente, quindi mancato sviluppo. Abbiamo poi una corruzione spaventosa dei politici per lo sfruttamento delle ricche risorse del sottosuolo, l'economia non si sviluppa e si crea pressoché dappertutto un'elite disonesta. Qui c'è una lista di dittatori presidenti a vita, i più noti sono Idi Amin Dada in Uganda, al-Bashir in Sudan, Mobutu nello Zaire e Mugabe
nello Zimbabwe. Gli eserciti nazionali di questi stati sono deboli, in compenso ci sono milizie armate ben organizzate, va bene, che spadroneggiano nei territori di parecchi stati. Nell'80, nonostante questo, si assiste a un certo aumento del livello di istruzione, ma qual è il problema? Che le persone più capaci non restano in Africa, ma vanno a lavorare all'estero, quindi il miglioramento non arriva. Cominciano ad arrivare aiuti dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica, che cercano di mettere piede in Africa. Ma questi aiuti finanziari, anziché essere sfruttati per migliorare le condizioni di vita della popolazione, vengono intascati dai governanti locali. Dopo la guerra fredda cosa fa l'Occidente? Mette la liberalizzazione dell'economia africana come condizioni per ricevere nuovi aiuti. E come si comportano le elite dei vari paesi? Va bene? Le aziende esistenti di questi paesi vengono affidate, va bene, a amici e parenti. Quindi non cambia niente, anzi la situazione peggiora. Nel 2002 c'è la nascita dell'Unione Africana, che crea un'area di libero scambio per paesi africani, e abbiamo il Nord Africa e l'Africa subsahariana che hanno due percorsi diversi, mentre nel Nord Africa l'economia e il commercio cominciano a funzionare e ci sono analogie col Medio Oriente, con la performance del Medio Oriente. L'Africa subsahariana, il Sahel, va bene, ha il 34% di estrema povertà, quindi è in condizioni veramente critiche. E veniamo all'esperienza, ho chiamata esperienza neocoloniale in salsa francese. Vediamo cos'è la colonizzazione e la decolonizzazione per la Francia. La colonizzazione, va bene, è definita missione civilizzatrice, va bene, che è stata avviata ancora dalla Terza Repubblica laica e massonica in Francia. Jules Ferry, primo ministro, nel 1885, è l'anno del congresso di Berlino, cosa dichiara? Le razze superiori hanno il diritto e il dovere di civilizzare le razze inferiori. Per De Gaulle, invece, la decolonizzazione è proseguire la stessa missione con altri mezzi, per la gloria e grandezza della Francia. E De Gaulle, visto che l'Eurafrica non ha avuto successo, inizia la France-Afrique. Cos'è la France-Afrique? È una relazione neocoloniale, va bene, che tramite reti extradiplomatiche, basate su servizi segreti, sulle imprese francesi e sul franco CFA, poi mi fate la domanda cos'è franco CFA, ve lo spiego bene, va bene, e tramite l'ingerenza diretta delle autorità francesi nella politica interna delle antiche colonie. Quindi non cambia nulla, cambia la denominazione. L'unico francese, va bene, che aveva simpatie per l'Africa, va bene, era Jacques Chirac, che ha espletato 2 mandati presidenziali, il primo di 7 anni, il secondo di 5 anni. E cosa ha detto Jacques Chirac il 17 gennaio 2001 a margine di un summit France-Afrique a Yaoundé in Camerun? Mi permetto di tradurre dal francese per coloro che non avessero dimestichezza con la lingua. Abbiamo spremuto l'Africa per 4 secoli e mezzo, quindi abbiamo saccheggiato le sue materie prime, dopo abbiamo detto, loro, gli africani, sono buoni a niente. In nome della religione abbiamo distrutto la loro cultura e adesso, siccome bisogna fare le cose con più eleganza, abbiamo rubato i loro cervelli grazie alle borse di studio. Quindi si constata che la sfortunata Africa non si trova in condizioni brillanti e che non è in grado di generare delle elite. Quindi, dopo esserci arricchiti a sue spese, gli diamo delle lezioni. Questo l'ha detto a margine di un summit. Nel 2008, da privato cittadino, quando non era più Presidente della Repubblica, cosa dice? Dimentichiamo solamente una cosa: una gran parte dei soldi che sono nei nostri portafogli vengono dallo sfruttamento da secoli dell'Africa. Allora bisogna avere un po' di buonsenso, non dico di generosità, ma di buonsenso, di giustizia
per restituire agli africani quello che abbiamo loro tolto. E questo è necessario se si vuole evitare i peggiori sconvolgimenti o difficoltà, con le conseguenze politiche che questo comporterà in un avvenire prossimo. Quindi l'unico simpatetico con l'Africa è stato Chirac. Vediamo la situazione dei conflitti in Africa, situazioni conflittuali che causano vittime sia militari ma soprattutto civili. E il Sahel in particolare, va bene, è finito nel circolo vizioso tra violenze jihadiste e colpi di Stato. Nel Sahel sono verificati una miriade di colpi di Stato in questi ultimi anni. Le cause sono di varia natura: interessi economici, rivendicazioni territoriali, differenze religiose, insoddisfazione nella gestione di risorse naturali. Abbiamo 11 situazioni conflittuali. La più preoccupante è quella del Sudan, va bene, dove da circa un anno è iniziata la guerra tra l'esercito regolare e le forze paramilitari. Le forze paramilitari sono quelle, vi ricordate quando c'è stata la sollevazione del Darfur, che il Darfur voleva ottenere indipendenza, e c'erano i Janjaweed, i diavoli a cavallo, i Janjaweed che hanno fatto strage di quelli che si erano rivoltati contro il governo. Bene, le forze paramilitari sono gli ex Janjaweed, gli ex diavoli a cavallo. Abbiamo decine di migliaia di morti e decine di migliaia di feriti e la situazione non è assolutamente sotto controllo. Ci sono le due forze, quelle regolari dell'esercito e quelle paramilitari, che si equivalgono grosso modo. Non c'è una delle due che riesca ad avere sopravvento con l'altro, e al momento si registrano in Sudan 8 milioni di sfollati, una parte sfollati interni, ma una parte preoccupante, va bene, sono sfollati nei paesi limitrofi. Vediamo alcuni dati demografici. L'Africa il prossimo anno avrà 1,5 miliardi di persone. Fra 25 anni ne avrà 2,5 miliardi. Nel 2065 3 miliardi e 400 milioni, nel 2100 4 miliardi. Quindi una crescita costante. È l'unico continente, va bene, che ha una crescita costante in salita. L'Europa invece vedete che diminuisce da 741 milioni a 704 milioni, 686, 587. Quindi l'Africa è il continente, va bene, in continua ascesa per la popolazione. E per quanto riguarda gli stati più popolosi dell'Africa, va bene, attualmente la Nigeria ha circa 215 milioni, nel 2050 ne avrà 377 e avrà 500 miliardi di abitanti nel 2100. Altri stati con una popolazione consistente sono l'Egitto e l'Etiopia. Negli ultimi 3 anni, lo accennavo prima, abbiamo avuto 8 colpi di Stato militari, tra cui quelli in Burkina Faso, in Guinea, nel Mali, in Niger e Gabon. L'Occidente naturalmente ha condannato queste prese di potere, ma sono prese di potere che non nascono nel vuoto e che rivelano un sentimento anti-occidentale. Abbiamo avuto in Niger l'attacco all'ambasciata francese con bandiere russe sventolate in molte manifestazioni in Africa occidentale, e ci si è chiesti: ma da quando è che esiste questo sentimento anti-occidentale? Se ne è avuta l'evidenza palese, va bene, quando in ambito Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a seguito dell'invasione russa in Ucraina, è stato chiesto, va bene, un voto di condanna di questa invasione. Bene, si è verificato il mancato allineamento all'Occidente, era una mozione occidentale, mancato allineamento, accodamento di molti paesi africani. Dei 54 paesi africani, va bene, 10 voti a favore, 9 contrari, 24 astenuti e 11 assenti. Quindi l'Africa non ha appoggiato questa mozione di condanna. L'Occidente non se l'aspettava un evento del genere. Si è chiesto: ma cosa succede? L'Africa segue
la Russia e la Cina. Con questo voto ci siamo accorti che non era solo la Francia il problema, e i paesi francofoni, c'è anche l'Etiopia. Etiopia che ha dei dissidi con gli Stati Uniti e col Regno Unito per la GERD. La GERD è la Grand Ethiopia Renaissance Dam, la grande diga del Rinascimento etiope, una diga enorme costruita sul Nilo Azzurro a 10 km dal confine col Sudan, diga destinata a produrre energia elettrica che servirà a tutta l'Etiopia settentrionale. E poi c'è il Tigray, la guerra del Tigray dal 20 al 22, va bene, che l'Etiopia praticamente era una rivolta contro il governo in Tigray e l'Etiopia ha soppresso questa rivolta. Stati Uniti e Regno Unito erano contrari, va bene, a questo modo di comportarsi da parte dell'Etiopia. E poi abbiamo Sudafrica. Sudafrica, va bene, che ha tensioni crescenti con gli Stati Uniti. Il Sudafrica è membro del BRICS. Chi mi sa dire cos'è il BRICS? Esattamente. Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Eccoli qua, i 5 paesi del BRICS. Cosa vuole il BRICS? Vuole il ritorno al multilateralismo, vuole l'economia globale contro i protezionismi e vuole la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che è una creatura, va bene, ormai sorpassata. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite venne creato nel 1945 e quindi è un qualcosa che ha bisogno di essere rinnovato. Non possiamo andare avanti così. Sapete come è formato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite? Abbiamo 5 membri permanenti con diritto di voto, di voto e di veto soprattutto, va bene, e sono le 5 potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale. Quindi Stati Uniti, Russia, Francia, Inghilterra e Cina, va bene? E poi abbiamo 10 membri non permanenti con mandato biennale, quindi sono 15, 5 più 10, 15, va bene? Cosa succede? Che una mozione per passare deve avere una maggioranza qualificata di 3/5, quindi almeno 9 sui 15 membri devono votare a favore di questa mozione. Ma basta il voto contrario di un membro permanente e tutto si blocca. Quindi è un qualcosa di indegno. Quindi i BRICS vogliono una riforma del Consiglio di sicurezza e poi vogliono combattere l'egemonia occidentale in seno alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale e alla World Trade Organization, all'Organizzazione Mondiale per il Commercio. Erano 5 fino a qualche tempo fa. Ecco qua. Qua vedete che adesso sono 9. Perché sono 9? Perché si sono aggiunte lo scorso anno l'Egitto e l'Etiopia, i 2 stati più popolosi dell'Africa dopo la Nigeria. Si è aggiunto l'Iran e sono aggiunti gli Emirati Arabi Uniti. Tutte queste in giallo, vedete, sono candidati in attesa di, va bene, essere aggiunti anche loro e sono questi riportati qui sotto. Quindi vedete, mentre quelli in giallo chiaro sono candidati che hanno fatto da poco la domanda di accesso. Quindi rendetevi conto, prima o dopo questi entreranno tutti, hanno tutti i requisiti. Quindi rendetevi conto, ho messo BRICS versus G7, cioè sono le due organizzazioni, G7 e BRICS, che si oppongono l'una all'altra. Cosa è successo il 26 settembre del 23, quindi abbastanza recentemente? Macron arrabbiatissimo. Cosa dichiara in TV? Nelle prossime ore il nostro ambasciatore tornerà in Francia, dovrà lasciare il Niger. Non c'è più la France-Afrique, la France-Afrique è finita. Cosa è successo? Che il presidente del Niger, che era la longa mano di Macron, il fiduciario di Macron, è stato arrestato. È stato arrestato, va bene, e una giunta militare ha preso il potere nel Niger. Quindi, cos'era già successo l'anno prima? Che i contingenti militari francesi, va bene, avevano già abbandonato il Mali nell'agosto del 22 e il Burkina Faso nel febbraio 2023.
quindi la presenza francese si sta dissolvendo. L'Institute for Security Studies aveva accusato i militari del contingente francese utilizzato per la missione antiterrorismo di violazione dei diritti umani contro la popolazione locale. Quindi i sentimenti antifrancesi, anche a causa di questa denuncia, sono cresciuti a dismisura, trasformandosi in ostilità manifesta. La Francia aveva nel Sahel, va bene, una presenza militare permanente di circa 10.000 militari francesi e li aveva in tutti questi stati: Costa d'Avorio, Senegal, Gabon, Chad, Niger. Bene, ne sono rimasti 900 in Costa d'Avorio di 10.000 e 300 nel Senegal. Ma anche questi probabilmente dovranno lasciare. Qual è la geopolitica attuale nel Sahel? Rigetto degli assetti neocoloniali finora esistenti. Ed è uno smacco questo per la Francia, va bene? È che praticamente puntava sul regime di Bazoum, il presidente del Niger. Quindi cosa succede? Che la porta è aperta a nuove influenze estere. La Russia gode di popolarità non trascurabile ascendente. Abbiamo visto le bandiere russe sventolare in numerosi paesi del Sahel. L'Unione Europea è preoccupata perché se il Sahel, va bene, diventa una regione turbolenta, va bene, è instabile, l'Unione Europea ha già abbastanza migranti che arrivano, questi aumenteranno a dismisura. E le immigrazioni, anche quelle provenienti dall'Africa, quelle provenienti dall'Asia, vengono tutte dall'Africa. Eccolo qua, questo è il Sahel che va da oceano a oceano, va da oceano Atlantico all'oceano Indiano. Questi sono gli stati del Sahel. Cosa pensano i giovani africani? Cosa pensano? Intervistati hanno dichiarato: la speranza era che con la democrazia ci sarebbero state elezioni libere ed eque, buon governo, trasparenza e Stato di diritto. Ma ciò che vediamo è una democrazia disfunzionale, con elezioni truccate, mancanza di responsabilità e, peggio di tutto, nessun progresso economico. Cosa pensano di Russia e Cina? Certo, sono democrazie illiberali, ma probabilmente sono in grado di fornire sviluppo, va bene, e potremmo prenderle come esempio, anziché prendere come esempio i modelli. Questo è un proverbio africano. Cosa dice il proverbio africano? Sino a quando i leoni non avranno i loro storici, i racconti di caccia continueranno a glorificare il cacciatore. Questo è un famoso proverbio africano. I giovani cosa dicono? Ora ci siamo riappropriati della nostra storia. Possiamo ancora trascurare l'Africa? Sapete qual è l'età media degli africani? Non arrivano a 19 anni. In Europa, considerando tutta l'Europa, arriviamo grosso modo a 42 anni. 44,4 nell'Unione Europea, in Italia siamo leader, 46,8. Abbiamo il primo posto per età mediana. I giovani africani sono disposti a tutto, pur di evitare un futuro di miseria e oppressione. E noi abbiamo paura di questo, va bene? Di questo sud globale. Ecco, quello che era terzo mondo ultimamente è divenuto Global South, il sud globale, è cambiato la dominazione, ma la sostanza è rimasta la stessa. E li sentiamo premere alle nostre porte, questo sud globale. Nell'Africa decolonizzata abbiamo questi 54 stati, va bene, che sono stati creati, va bene, dagli imperi europei, va bene, come un capriccio, secondo i loro capricci geopolitici e le loro necessità amministrative. Dal 1950 sono avvenuti in Africa 500 colpi di Stato, metà riusciti. Cosa ha dichiarato Macron davanti ai suoi ambasciatori a seguito di tutti questi colpi di Stato in Chad, Guinea, Mali, Burkina Faso, Niger e Gabon? Viviamo in un mondo di pazzi. Però i sondaggi post-golpe nigerino cosa dicono? Che il golpe ha avuto un elevato consenso dalla popolazione del Niger, 79%, è maggioritario nei paesi limitrofi.
Ecco qua. Questa, the Cup Belt of Africa, la cintura dei colpi di Stato in Africa. Vogliamo vedere perché Macron è arrabbiatissimo? Prego? Ah, chiedo scusa. Vogliamo vedere perché Macron è arrabbiatissimo per il fatto che il Niger sia uscito, va bene, dal controllo francese? Ecco qua. Cosa c'ha il Niger? La prima voce: uranio, petrolio, oro, carbone, fosfati e ferro. E ferro. Le centrali atomiche francesi funzionano tutte con l'uranio che viene dal Niger. Quindi Macron c'ha il dente avvelenato con la Russia, perché in Niger c'erano bandiere russe che sventolavano. C'è stato uno schiaffo non solo per la Francia, ma anche per l'Unione Europea. L'Unione Europea aveva 2 missioni nel Niger, teneva le forze di sicurezza interna e l'altra sosteneva la lotta contro il terrorismo. Entrambe le missioni sono state abolite dal Niger e il giorno in cui, va bene, il governo nigerino, la giunta militare, ha abolito queste missioni, nello stesso giorno a Niamey, la capitale del Niger, è giunta una delegazione russa guidata dal vice ministro per la difesa che ha sottoscritto accordi con il Niger. Schiaffo alla Francia, schiaffo anche all'Europa. Questa è la nota diplomatica con cui il governo del Niger, notifica all'Unione Europea che ha deciso di far cessare le 2 missioni europee. Chi sono i pretendenti, va bene, alla conquista dell'Africa? Russia, Cina e Turchia, che sono avvantaggiate perché mettono meno paletti a rispetto di diritti e regole commerciali e danno finanziamenti veloci e con poca burocrazia o con niente di burocrazia. Quindi la situazione critica dell'Africa, di chi è la colpa? Certo dei loro governanti, abbiamo visto quella sfilza di presidenti dittatori a vita, ma l'Occidente ha le sue responsabilità. Vediamo differenza tra Cina e Russia. La Cina attua una penetrazione economica e commerciale. La Russia, naturalmente, non ha le dimensioni strutturali di quella cinese. Sapete qual è la popolazione russa e quella popolazione cinese? I cinesi quanti sono? 1,5 miliardi. I russi sono 150 milioni. Quindi chiedo scusa. Allora, i cinesi sono 1,5 miliardi. I russi sono 150 milioni, quindi 1/10 degli inglesi. Hanno un territorio vastissimo, i russi, 17 milioni di chilometri quadrati, 11 fusi orari, ma una popolazione molto limitata. Quindi la Russia non ha le dimensioni strutturali di quella cinese, quindi non può esercitare una pressione economica commerciale, una penetrazione economica centrale. Ma qual è il piano della Russia? Rientrare in quello che era il terreno privilegiato dell'ex Unione Sovietica, cioè il terzo mondo, che adesso si chiama Global South, Sud globale. E ha un doppio vantaggio. Il primo vantaggio è che si può presentare come potenza anticolonialista, anti-occidentale, anti-europea. E poi cercando di dimostrare che l'ideologia russa, che coltiva il tradizionalismo, ha affinità con le culture africane, ha una qualche affinità con le culture africane. Quindi la Russia opera dal punto di vista militare, offrendo garanzie di sicurezza con il gruppo Wagner. Avete sentito parlare del gruppo Wagner? Benissimo. Quindi il gruppo Wagner riporta la stabilità nei paesi da cui viene ingaggiato, va bene, e si sostiene, va bene, controllando le miniere di materiali preziosi che usa anche per finanziarsi. Attualmente il gruppo Wagner è attivo in Mali, Burkina Faso, Sudan e Repubblica Centrafricana. La Cina invece ha una strategia diversa, cooperazione economica. Cooperazione economica offre prestiti, va bene, per vari progetti infrastrutturali, non intromettendosi nei loro affari interni, va bene,
Ha investito fino adesso la Cina 155 miliardi di dollari, dove opera con numerosi cantieri infrastrutturali. Però qual è il problema della Cina? Che la popolazione locale non viene impiegata. Si porta anche gli operai, sì, qualcuno viene impiegato, ma materiali, direzione, cioè i locali sono parzialmente impiegati come manodopera. Prestando ingenti somme di denaro, la Cina attua quella che viene chiamata debt trap, cioè la trappola del debito. A un certo punto fa dei finanziamenti sostanziosi, a un certo punto lo Stato non riesce a restituirli, la Cina dice: non ti preoccupare, io gestisco quello che ho costruito io, magari divento proprietario di una parte o di tutto quello che ho costruito io, non ti chiedo soldi. Poi abbiamo la Turchia. La Turchia si sta muovendo molto intelligentemente, va bene? Nei settori diplomatico, economico, culturale e umanitario. Agli inizi del secolo aveva 10 ambasciate, adesso ce n'ha 44 su 54 stati africani. La compagnia di bandiera africana è diventata la Turkish Airlines, la compagnia di bandiera turca è diventata anche quella africana perché assicura i collegamenti in tutta l'Africa, va bene? E la Turchia arriva negli angoli più remoti dell'Africa, realizzando un po' di tutto, aprendo pozzi, fornendo aiuti alimentari, creando centri sanitari, sostenendo l'istruzione. Gli scambi in 10 anni, in 20 anni, chiedo scusa, sono passati da 4 miliardi a 40 miliardi di dollari all'anno. La Turchia ce l'abbiamo anche in Libia. Lo sapete che ce l'abbiamo in Libia la Turchia? La Turchia ce l'abbiamo in Tripolitania. Sapete chi è il generale Haftar? Il generale Haftar era il generale, va bene, che controllava il Reis della Cirenaica e stava per conquistare la Tripolitania. A Tripoli c'era un governo riconosciuto dalle organizzazioni internazionali, va bene? E stava per cadere nelle mani di Haftar. Haftar, sostenuto da Egitto, Emirati, Russia e Francia. Haftar, che aveva conquistato la Sirte, dove ci sono i pozzi petroliferi in Libia, e stava per prendere possesso anche di Tripoli, è arrivato alla periferia di Tripoli. Chi è che è intervenuto a impedire questo? La Turchia. Per la cronaca era stato chiesto all'Italia di intervenire. L'Italia ha nicchiato, la Turchia non aspettava altro, è intervenuta, ha bloccato Haftar, l'ha ricacciato dietro e controlla tutta la Tripolitania. E dalla Tripolitania, va bene, la Turchia ha 2 assi di penetrazioni, va bene, in Africa. Uno che si dirige all'Oceano Indiano, va bene, lungo Sudan, Etiopia e Somalia. L'altro asse di penetrazione va verso l'Oceano Atlantico, attraverso l'Algeria, Mali, Niger, Senegal e Gambia. Tutti paesi strettamente legati alla Turchia. Allora, vediamo andare avanti. Cosa può fare l'Europa? L'Europa deve, volente o nolente, collaborare con l'Africa. Ormai non è più una questione di scelta. O collaboriamo con l'Africa o ci ritroviamo dei problemi grossissimi da risolvere. E la cooperazione è più facile sia per noi che per l'Africa. In fin dei conti siamo 14 km dall'Africa, lo stretto di Gibilterra sono 14 km. Ma dobbiamo cambiare la nostra mentalità europea, non dobbiamo più demonizzare l'immigrazione, l'invasione, la disoccupazione. Dobbiamo realizzare strutture economiche, va bene, congiuntamente, va bene, e noi come europei, detentori del know-how, non abbiamo problemi a fare questo. Quindi c'è bisogno di una leadership europea coraggiosa, capace di far passare questo messaggio, va bene, tra la popolazione europea. E in questo contesto i mass media hanno un'importanza assoluta. Quindi con maggiori risorse europee si può arrivare allo sviluppo del continente africano, realizzando un sistema economico comune. Vediamo l'Italia. L'Italia ha 3 motivi di preoccupazione. Il primo
l'ho già accennato prima, l'instabilità del Sahel, della fascia del Sahel, va bene, si riflette sui paesi rivieraschi mediterranei, va bene, nostri dirimpettai. Poi, questi paesi, che sono Egitto, Libia, Marocco, Algeria e Tunisia, va bene, da questi paesi passano, va bene, o originano flussi di risorse fondamentali, tra cui quelle energetiche, che sono diventati più importanti a seguito della guerra in Ucraina. Abbiamo rinunciato al petrolio russo, va bene, Nord Stream 1, Nord Stream 2 non esistono più, va bene, e quindi abbiamo bisogno che ci arrivi questo petrolio. E poi abbiamo diciamo, i flussi migratori che puntano attraverso il Mediterraneo a raggiungere l'Europa. Nel Niger c'è Agadez, va bene, è un centro di raccolta dei flussi migratori che arrivano da est, da ovest e da sud, va bene, e arrivano in Libia direttamente e dalla Libia arrivano in Italia. Terzo motivo, questi disordini e questi golpe nel Sahel, va bene, stanno consentendo, l'abbiamo visto, a Russia, Cina e Turchia di sostituirsi alla Francia. La Francia non c'è più, quindi... Avete sentito parlare del piano Mattei. Chi era Mattei? Lo conoscete, no? Un grande uomo, un grande uomo, un grande uomo che ha lavorato per il bene dell'Italia e che aveva assicurato l'indipendenza energetica del nostro paese. Mattei c'era riuscito. L'hanno fatto fuori. Ha dato fastidio alle 7 sorelle e l'ha pagata a caro prezzo. Quindi cosa bisogna fare? Cos'è questo piano Mattei? Bisogna accelerare la transizione energetica e digitale e favorire una crescita sostenibile e l'occupazione, migliorare i sistemi sanitari, così come l'educazione. Ecco, gli ambiti di intervento, dateci un'occhiata, non ve li sto a leggere. Ecco, va sottolineato in eretto, quello che va fatto in Africa non è carità, ma partnership strategiche da pari a pari. Dobbiamo tenere presente che è nel nostro interesse, sotto tutti i punti di vista, va bene, arrivare a questo modo di interagire con l'Africa. Quali sono i pilastri per il piano di collaborazione con l'Africa? Dobbiamo spostare parte delle produzioni della manifattura e delle industrie di trasformazione in Africa, in modo tale che le ragioni di partenza dall'Africa siano diminuite, siano mitigate. Non abbiamo bisogno di un piano Marshall di aiuti, no, è inutile dare soldi che poi non vengono utilizzati per lo scopo per cui li diamo. Ci vuole un progetto industriale a lungo termine. Quindi fornire cooperazione tecnologica per il trasferimento di queste produzioni. Quindi l'Africa cosa dovrebbe fare? Dovrebbe produrre e trasformare le sue materie prime agricole e minerarie almeno nella prima fase della catena di produzione. E deve nascere, lo spazio c'è, un'industria agroalimentare africana. L'Italia ha il know-how, va bene, con migliaia di produttori piccoli e medi che possono trasmettere questo know-how in Africa. E poi, infine, possiamo attuare un sistema di circolazione delle migrazioni. Cosa è possibile fare? Fare in modo che i migranti selezionati si formino in Italia, lavorino per un periodo in Italia, poi rientrano nel loro paese disseminando le conoscenze acquisite. E poi sono importanti i corridoi umanitari, tipo quello realizzato dalla comunità di Sant'Egidio, che servono anche a soddisfare, va bene, le esigenze di manodopera in Italia e all'estero. Quindi, di cosa ha bisogno l'Africa? Di investimenti sostanziali nelle sue infrastrutture fisiche e sociali, che sono attualmente fallimentari e inadeguate.
l'Europa è in grado di fornire questo supporto. L'Europa, che è un attore economico, commerciale e finanziario di rilievo. Cosa manca all'Europa? La dimensione politica. L'Europa, se vogliamo, è un gigante economico, commerciale e finanziario, ma a livello internazionale l'Europa è ritenuta un nano politico. Jacques Delors, presidente della Commissione europea dall'85 al 95, Jacques Delors è morto lo scorso dicembre, se vi ricordate, è un uomo acuto, molto acuto. Jacques Delors, giocando sull'assonanza con UFO, ebbe a definire l'Unione Europea un UPO, un Unidentified Political Object, un oggetto politico non identificato, quindi inesistente. Deve diventare un oggetto politico identificato e ben identificabile, deve diventare politicamente significativa, unita e federale, anche a causa della crescente eterogeneità e talvolta ostilità del resto del mondo. Deve acquisire autonomia strategica. Gli Stati Uniti se ne stanno andando. Gli Stati Uniti molleranno l'Europa e il Medio Oriente e avranno come bersaglio la Cina. La Cina è, va bene, la rivale numero uno degli Stati Uniti, non è la Russia. Quindi l'Europa, per poter sopravvivere e avere voce in capitolo in futuro, cosa deve fare? Deve partecipare alla gestione globale del potere, deve poter stimolare i propri cittadini con nuove motivazioni, deve far fronte alla volatilità del sistema internazionale e deve creare una zona di interessi comuni e responsabilità condivise, una zona non diretta contro alcuno, ma aperta a tutti coloro che condividono i valori occidentali rappresentati da democrazia, giustizia, libertà e rispetto dei diritti umani. Di certo la nostra libertà e la nostra sicurezza non sono scontate. In questo mondo complesso e conflittuale sono le dimensioni che contano, è la stazza che conta. E anche i più grandi stati europei, come la Germania, ad esempio, altro non sono che dei pesciolini che si trovano in uno stagno dove nuotano balene che si chiamano Stati Uniti, Cina e Russia. Quindi l'Europa deve entrare a pieno titolo nel nuovo ordine geopolitico mondiale. E per chi fosse interessato, va bene, a questi aspetti, domani alle 20:30 in Sala Tolio terrò una conferenza dal titolo La difesa europea nel nuovo ordine geopolitico mondiale. Chi vuole? Grazie, spero di non avervi annoiato. C'è qualche domanda? Prego. È chiaro che la Francia ha sempre avuto, diciamo così, un atteggiamento di superiorità, non solo in Africa, ma anche nei nostri confronti. Ci considera i cugini poveri, ecco, i cugini poveri. Ma la Francia è importante, cioè allora c'è il Trattato di Lisbona, va bene, il Trattato di Lisbona è il trattato, va bene, che è stato fatto nel 2007, c'ha uno strumento che si chiama PESCO, Permanent Structure Cooperation, cooperazione strutturata permanente, che consente, va bene, ad almeno 5 stati, nell'Unione Europea ne abbiamo 27 al momento, 5 stati di mettersi assieme e avviare progetti, va bene, a cui gli altri possono associarsi o meno e portarli avanti. I 3 stati, diciamo i 4 stati essenziali perché l'Europa decolli, va bene, perché queste iniziative possono avere successo,
sono naturalmente noi, la Germania, la Francia e almeno la Spagna. Quinto stato potrebbe essere il Portogallo, il Belgio, ecco. La Polonia ha altri interessi. La Polonia ha altri interessi. È un discorso, certo, come dimensioni è la Polonia, perché ha 40 milioni di abitanti la Polonia, cioè andiamo ai stati più popolosi. L'Italia ha 60 milioni, la Francia ce n'ha 60, la Germania ce n'ha 83, 84, la Spagna ce n'ha 40 e poi c'è la Polonia ce n'ha 40. Quindi, certo, la Polonia ma la Polonia ha altri interessi. Quindi è meglio un altro stato occidentale, tipo Portogallo, tipo Belgio. Ecco, quindi mi dica. CFA, sì. 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 Appeal, molto appeal. Guardi, non ha mai avuto appeal. Il franco CFA. CFA stava per Colonie Francesi d'Africa. Il franco, ecco. Poi, certo. Allora, la Francia cosa ha deciso? Ha deciso con la France Afrique, no, di De Gaulle, ha deciso che con la decolonizzazione non cambiava niente. Cioè doveva tenere sotto controllo tutto il Sahel, va bene? Tutto il Sahel. E uno dei mezzi di controllo è stata la creazione a Parigi di un franco, il franco CFA, Colonie Francesi d'Africa, con cui obbligava, va bene, tutti questi stati africani ad avere questo franco, incamerando le riserve auree di questi stati nei caveau della Banca Centrale Parigina, controllando le spese di questi stati, praticamente gli dava la possibilità di utilizzare un 50% al massimo, va bene, delle loro riserve valutarie. Se chiedevano di poterle utilizzare in eccedenza, dovevano pagare. I loro stessi soldi, cioè quello che era loro, se volevano utilizzarlo, dovevano pagare. Poi, a un certo punto, inizialmente il franco CFA era legato al franco francese. Con l'adozione dell'euro è stato legato all'euro. Va bene? Ma qual è il problema? Il problema è che gli stati si sono resi conto che è una fregatura, gli stati africani si sono resi conto che è una fregatura, e che questo era un sistema di controllo, va bene, e di patronaggio della Francia nei loro confronti. E adesso il franco CFA non ci sarà più. Sta sparendo. E voi dovete sapere che c'era un certo Gheddafi che voleva realizzare una moneta africana. Gheddafi, con i soldi del petrolio, aveva una quantità di oro e d'argento enorme. Quindi la sua intenzione era realizzare una moneta in Libia che avrebbe potuto costituire la moneta di tutta l'Africa, senz'altro dell'Africa francese. Cosa è successo nel 2011? Chi è stati i primi ad attaccare la Libia? I jet francesi. Eccola. Grazie.